Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Commendone Veneziano ragazzi, Gran Premio di Catalogna, disastro comendiano, ultimo posto in griglia e vabbè, ho fatto un incidente grosso. Io parto sempre all'ultimo per fare per avere tutti i punti di riferimento e poi stavolta l'ho preso in culo, ma una pioggia, cioè non ho tenuto la macchina in pista mai praticamente, vabbè. Sarei finito comunque male, purtroppo e piove anche in gara. Rosberg pole, quindi la Ferrari perde anche il primato di pole, che insomma aveva fatto 4 pole consecutive. Bottas, Massa, Sainz, Kvyat, Grosjean, Haas, un casino. Hamilton nono, Raikkonen addirittura 12°, veramente con la pioggia si sono rimescolate tutte le carte. Mi dà pioggia al 92%, ma in questo momento non piove. Va bene, quindi a partire così. Sarà una gara molto particolare, perché per adesso non piove, ma è prevista pioggia subito praticamente. Vai. Qualificazioni orribili. E vabbè, ci sta ragazzi, ci sta. Con la pioggia è veramente tutto rimescolato. Vai. Andiamo, Gran Premio di Spagna. Vettel deve fare una rimonta da urlo. Beh, devono stare molto attenti alla partenza, sarà pericolosissima. Incidenti davanti, incidenti davanti. Si sono toccate forse una McLaren e una Red Bull, non lo so. Siamo al 17esimo, abbiamo recuperato poco purtroppo. Guarda che casino, guarda che casino. Molta bagarre signori. 12esimi. La remontata del Cume. Buono, buono, decimi. Mamma che sorpassi, nono posto. Bravo Cume. Vediamo se arriverà la pioggia, staremo a vedere. Staremo a vedere. Tanto abbiamo Nasr davanti. Piano Cume. Prova l'internazzo, Vettel. È superato anche Nasr. Mamma mia, vedi, sull'asciutto è tutta un'altra cosa. Ma già piove forse. Sì, comincia a piovere. Pioggia leggera tra qualche minuto, staremo a vedere. Qua la strategia conta tanto. Staremo a vedere che succede, sono proprio curioso. Tanto piove leggermente in Catalogna. Recuperare qualche altra posizione, mamma mia. Dai, come spingi. Abbiamo Sainz davanti. Sto rischiando tanto perché... No, 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 non così come... non così. E adesso bisogna capire quando andare ai box, quando arriverà la pioggia più pesante, se arriva, perché può essere che pioggia così tutta la gara. Adesso staremo a vedere, è tutto da valutare sto GP. Devo togliere anche la miscela, metterla normale. Ok. Dai Cume, dai Cume, dai Cume, dai Cume, dai Cume, dai Cume, dai Cume. Esagerato, l'Icone comunque è sesto. Kimi è sesto. Quindi il dominio Ferrari è già finito. Sapevo io. Era impossibile continuare così. Però in una gara dove sono... Insomma, una gara favorevole non sto guidando bene. Saranno anche buoni, ma... non sono soddisfatto.
Dai Cumendino. Dai Cumendissimo. Dai cazzo, se non superiamo Sainz è grave però, eh. Dai vecchio mio, con gli RS magari. La pioggia. Qua è più pesante ragazzi, è un po' più pesante qua la pioggia. Però chiaramente possiamo ancora stare con le slick. Madonna che male. Però non stiamo di certo su una gara emozionante, dal punto di vista. Ok. Dobbiamo spingere di più. L'ingegnere ci suggerisce l'intermedia a sto punto. Qua piove fortissimo. Qua piove fortissimo. Intermedia. Diluvio, diluvio Catalogna. Diluvio in Catalogna. Diluvio in Catalogna ragazzi. Non tengo più la macchina, non la tengo più. Ciao, dritto, dritto, dritto. Box, box, box. Ma c'ho anche Raikkonen, cazzo. Vabbè. Muoviti Raikkonen, vai via. Manco male, però diluvio puro, ragazzi. Dai, Cume, dai. Bravi, dai, 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 però chissà se abbiamo perso qualcosa. Staremo a vedere. Cazzo come piove. Piove veramente di brutto. È una pioggia devastante. Ci siamo avvicinati un po' a Sainz, ma ok. Quindi mi dicono bagnato estremo forse. Ah, dovevo farlo prima, un coglionazzo, eccolo qua. Perso tutte le possibilità di recuperare. Ma porca troia. Scusate il francesismo. No, miscela elevata. Aspetta, calmo. Panico cumendiano. Da bagnato. Mangiami il cazzo. Se andavo prima. Se me lo diceva mezzo giro prima. Recuperavo tantissimo. Vabbè. Questa è la vita, signori. Ah, che sfiga, oh. Nessun ritiro comunque. Gara tranquilla anche in Spagna. Dopo la Russia. Mamma mia, fa una fatica. Faccio una fatica. Che gara, ragazzi. Una safety car che vogliamo. Mamma mia, non ce la facciamo più. È allagata la pista. Allagata. Ok. Siamo molto indietro dei primi però, eh. Gara difficile quest'oggi qui in Catalogna. Dai, full wet. Niente, Sainz chiaramente rimane davanti. Attenzione, in realtà stiamo anche rischiando di perdere posizioni. Pazzesco. Come abbiamo pagato andare ai box un giro dopo. 11esimi fuori dalla zona punti. Adesso devo attaccare come un pazzo scatenato. Ora si attacca Beppe. Ora si attacca. Ecco, così si attacca, ma vaffanculo, va.
Cazzo, a qualche punto devo portarlo a casa però. Male, 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 raga. Dai, cazzo, una bella safety car adesso, un colpo di culo grande, niente. Quanto? Speriamo che magari non farà adesso il pit, la vedo dura. Calma, come, adesso comincia a nervosirmi, calma, relax, relax. Ma non credo, sono già andati ai box. Ho perso tutto in quel giro in più, maledetti. Il mio ingegnere della minchia proprio. Dimmelo qua, no? No, me lo dici in rettilineo. Tutti sono andati, chiaro, chiaro. Rischio di non andare neanche in zona punti. Non ho il passo con la pioggia, non ho il passo. Con la pioggia non c'è passo. Vai raga, ho superato Perez, che era quello più semplice. Mamma mia, qua ho rischiato veramente tanto. Adesso siamo a caccia di Kvyat e Nasr. Il cume è a caccia. Devo stare anche attento al carburante però. No, ancora non è il momento. Mamma che lotta. Il cume sta dando tutto, fioi. Stiamo dando veramente tutto. Qualcuno la rischia e fa un sorpasso strepitoso su Kvyat. Grande Cume. Ciao Kvyat, adesso vai da Nasr, da Pippo Nasr. Ma va, sto deficiente. Meno male, mamma mia. Quanto ho rischiato. Ho rischiato di perdere il lettone. Attenzione, qua non ho più carburante. Devo superare adesso e poi difendermi. Devo superare adesso Pippo. Devo superare Pippo Nasr. E poi mettermi miscela bassa. Il Q. Attenzione, Vettel ci prova. Yes. No. Non ci credo. Non ci voglio credere. Contatto con Nasr. Non penso sia colpa mia. È incidente di gara, fioi. Non mi sento di dare colpa a nessuno dei due. Comunque, per fortuna non ho fatto danni considerevoli. Vuol dire che sto un incidente basso, dai. Infatti neanche Nasr va ai box, dai, tutto tranquillo. Tutto rego. Però l'alettone è un po' danneggiato. Kvyat ci prova. Mamma mia, quanto ho rischiato. Prima col doppiato là. Possiamo tenere la miscela così per un po'. Anche se è ottimale. Abbiamo Sainz Junior davanti, ma non lo prendiamo più 6 secondi con la miscela così. Niente, al massimo se va bene finiamo ottavi, salvo incidenti davanti. Iniziamo l'ultimo giro, fioi, final lap. È andata così, ragazzi, sta gara. Ammazza. Proprio le qualifiche sono fondamentali, c'è da fare. Qualifiche, più strategia, qualifiche negative, più strategia del cazzo, cioè. Oggi proprio gara da dimenticare, quantomeno riusciamo a portare a casa qualche punto irridato. 3 punticini irridati. Non è tanta roba, però ci stava, insomma. Dopo un bel inizio. Va a vincere intanto penso Nicolino. Seconda vittoria consecutiva per Rosberg, che da me fa sempre bene Rosberg, è incredibile.
Neanche oggi i ritiri. Come vedere sta mod è ben bilanciata, non è che si ritirano, perché certe volte si ritirano, rimangono 10 macchine, altre nessuno c'è qua, dipende un po', può essere 2, 3, 0. È la cosa migliore. Perfetto. Ottavo posto, non male per come si era messa adesso, per dopo la qualifica, per qualche punto non è negativo, però è chiaro che Sebastiano doveva fare di più sicuramente. Andiamo a vedere la classifica. Ha vinto Rosberg, Bottas, Hamilton, quasi doppietta, Kimi quarto. Qua perdiamo parecchi punti, infatti siamo a meno 9, guarda che campionato, però vedi, si hanno fatto le cose belle. Cioè, siamo tutti là, cazzo, tutti là. Raga, un saluto dal Comendone veneziano, perdiamo anche nella costruttori. E niente fiori, al prossimo Gran Premio. Ciao!